Buonasera a tutti, visiti voi, tenore di oggi, di 30 del Friuli, cioè, tua messa, e 20, 20 km, scusate. E, vabbè, ieri non è stato possibile fare che nuova, già quindi qualche cosa che la ponnare roie, e io vi diretto come si presenta su tempo. Allora, lo Saravallo de hoy in bici non narata 29 grados, temperatura massima, 6 gradi il minima, spalazzato fino alla saldecca e poi coccolate giù, non può più metta, insomma, 27-28 procento, cioè, eh, a Vinasa a Sassese, poi a Sassese spalazzato un pacco. Bene, si incrasa, vediamo il diretto, 31, Giovia, a 32 gradi, la temperatura massima è 17 gradi, la temperatura minima, spalazzato fino alla Sastrese, poi calcolato dai Salvatori in poi. Bene, poi ieri non è stato possibile dare il toccamento di Giovanni Mele, ma Attilo purtroppo non ha pischiato, non sono riuscito a stappare fotografia, eppure Bilasapis archivio, ma vai Kirka Tilas, anche deve essere quattro in Carchilocco. In San Maddalena, 73 anni, in quel molto Giovanni Mele, Fizio del Siminea e Tonia Pinto, stai a in Sant'Angelo, in cui noi abbiamo fatto il suo murale di Agascloni e Amicos. Ex forestale, è stato pure un poco tempo carrozzieri e autista da Maddalena Caprera. Persona mantiosa, di sa vita, di vizi e di buona trattenza con tutto. L'ultima via che l'ha visto, viti sa, esta de so, forse 60 anni. E su agriturismo, forse le manco pure, forse schimbando che manda chi s'agriturismo de Celeggio, de Murtas. Andiamo da innanzi e fa che andiamo da sa Kirka, da sa Erfecche e da Sanzone, chi durante tutto l'intervento, io chiaramente non so pastore, però ha dimanato a pastores e quindi ha leso tutto già scorrezione, lo suggerimento che bisogna stato e a correggere poi in base a su chi sa rivelare giusto oppure no, insomma. Collaborate che hanno fatto una chirca, che la chirca si avete potuto fare. Andiamo sul giornale, Siniscola, gemellaggio. Su Siniscoleso, in coro, incanta i tedeschi. 3 giorni intensi di musica, emozioni e condivisione culturale, un bilancio più che positivo, quello del mini tour in Germania del coro su Siniscoleso. Protagonista di dal 24 al 26 luglio di una serie di concerti che hanno portato l'anima della tradizione corale nuorese nel cuore della Assia. Boh, veramente tedesco. Assia è una zona della Germania, su invito della casa del museo di Anaum, Francoforte, il coro presieduto da Pierluigi Fronteggio e guidato dal maestro Giovanni De Sì ha esordito a Ansau in a Autheim per poi proseguire la sera a Brunkobel. Benissimo, una bella cosa, complimenti a scuola. Dei scuola. Sconto in regione sulla dermatite, Fratelli d'Italia 30 milioni per gli allevatori. La mozione del PD, chiediamo una deroga all'UE agli obblighi della PAC. È chiaro che come no che inizia tutta la campagna elettorale e sta chi la poter petire pure, non petire 30 milioni, state non ne poi 30 kimbe, per 36, te cavolo non gli importa tanto. L'importante è dare l'impressione che sono pettine qualche cosa possa povero scapperdito os animali. Villa Simios, il rogo è doloso, 3 inneschi ritrovati e un'auto sospetta. Gli elementi su cui lavorano gli inquirenti sono questi.
dichiarato lo stato di calamità vertice regionale per la prevenzione e le indagini. Poi vabbè, è stato l'intervento di Baccheri Bannino, che gli demanda chiesese, cioè qualcuno poi cioè ora tappone in campo, una tesi complottista ad sempre, e così via, però non lo dobbiamo demandare noi, sì, che cercare di scaricare pure responsabilità su di chissà quale trama, va sente chi o pro interesse o pro macchine, eccetera, eccetera, espone nel gioco, papà che te hacker. Tocca a chi è legato in questa logica del pone gioco, o si rimane te poi te esponendo poi te porti a rischio, sente cosa, persone, eccetera, eccetera. Poi chiunque mi pensa a spalazioni, è una cosa abbastanza inverosimile, non vinta nulla, lo Stato italiano non ha bisogno di occhi e così via, poi neanche la Sardegna è una colonia energetica, la spalla la sponete non ve li parete. Decidete ha decretato già po' un'invasione del Palazzo Unicas, quindi che ne bisogno di porre il fuoco. Le TV locali hanno un ruolo fondamentale. I ministri Salvini e Urso in prima linea per salvaguardare le risorse. Ovviamente tra le TV locali non vi rientra tra Visti TV, che è tutta un'altra cosa, insomma, no? È una cosa amatoriale, iniziativa personale e culturale, insomma, cioè vieni da una cultura che mi ha convinto di hackere questa cosa, quindi non va né contributo né sostegno lo dai in nessuna parte, quindi si spesa comunque bisogno e magari che incarichi finanzia in pruso diamo il mezz'orario del servizio, insomma, annunciati correttivi al DL Economia che introduce tagli del 14% al settore. Dermatite bovina, scontro sui fondi. Scoppia la polemica in Consiglio regionale sulla ricerca di risorse straordinarie. Andiamo da una tuppa qua, questa è una corsa a chiesa anche sul bello, poi questa dermatite mai si trattabile. Assunzioni nel turismo, il bando delle polemiche fa il pieno di domande. Oltre 1100 richieste inoltrate in pochi minuti. L'assessora misura efficace. Poi insomma, tutta la polemica, questa misura, l'assessora manca, tutto come previsto nel bene e nel male. Il bando per l'assunzione di disoccupati e under 35 nel turismo è stato preso d'assalto in poche ore, esaurendo di gli oltre 20 milioni messi a disposizione dall'assessorato. Un boom accolto con grande soddisfazione dagli esponenti della giunta, ma che ha comunque confermato i timori delle imprese, che avrebbero voluto più tempo per preparare le richieste e una misura varata in piena stagione da non varare in piena stagione turistica. Conte, la Fondo PD alimenta i dubbi sulla ricandidatura, cioè ricandidatura? In Consiglio si ragiona su elezioni tra un anno. Leadership nel campo largo da definire in caso di fine anticipata della legislatura. Beh certo, 5 Stelle non potete pretendere che ritornino a dare sindaco di Nuoro, presidente della regione. Il voto anticipato fa meno paura di prima, persino nel centro-sinistra impegnato da gennaio a far passare il messaggio che il caso di decadenza non avrebbe condizionato in nessun caso l'azione politica della maggioranza. In realtà questi 7 mesi dalla notifica al Consiglio regionale dell'ordinanza di ingiunzione del collegio di garanzia della Corte d'Appello a oggi sono serviti alle forze del campo largo per metabolizzare quello che è successo e realizzare ciò che potrebbe accadere la fine anticipata della legislatura. In tanti nel centrodestra, ma anche nella stessa maggioranza, hanno visto negli ultimi
a fondi del PD sulla giunta torde la certezza che la presidente della regione decadrà. Se anche il tribunale di secondo grado dovesse confermare quanto dice l'ordinanza del collegio di garanzia, allora è finita, dice un esponente del campo largo. Beh, certo, c'è il flebbro, prima o poi viene a mancare, insomma, che non è che si possa dare l'allenante che sa il flebbro. O Bessacura o se no, nuovo giro, nuovo vincitore. Incendio a Puntamolenti, scatta la caccia ai piromani. Il procuratore capo Rodolfo Sabelli e il PM Andrea Vacca nel promontorio sul mare devastato dal rogo a Villa Simius. Febbre del Nilo, in condizioni critiche 72enne di Oristano, ricoverato ieri al San Martino, il primo malato del 2025. Tocca di stare attento perché questo tipo di zizzola chi è micidiale. In città sono scattate le misure di sicurezza dal 2011, anno in cui si scoprì la presenza del virus, ad oggi 16 casi e 3 decessi. Queste sono già deviazioni che derivano da certo modo di anche sa politica e anche la propaganda politica. Ebrei aggrediti dentro l'autogrill. Aperta l'inchiesta per l'odio razziale. Insultati e spintonati all'ingresso dei bagni si cercano le immagini. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per percosse aggravate dall'odio razziale nella vicenda della famiglia francese di fede ebraica, padre e figlio di 6 anni, che sono stati insultati e sarebbero anche stati aggrediti all'ingresso dei bagni nell'area sosta Villoresi, lungo la A8 Milano Laghi. Il procuratore aggiunto a capo dell'antiterrorismo Eugenio Fusco ha ricevuto una prima informativa dal capo della Digos di Milano, Antonio Marotta, sui fatti avvenuti domenica 27 luglio intorno alle 22 nell'autogrill. L'uomo francese ha presentato una denuncia alla volante della polizia stradale intervenuta sul posto. Al momento gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione. Vabbè, insomma, Batapito. Praticamente andiamo a vedere che va successo in 2 fasi, una al primo piano dell'autogrill nella scena immortalata anche dal video girato con lo smartphone dalla vittima, in cui si vede un gruppo di persone aggredire verbalmente, insultare la famiglia con urla come assassini, genocidio. Una seconda al piano interrato dove sono presenti i servizi igienici. Uscendo dai bagni, il 52enne si sarebbe trovato davanti una decina di persone che hanno cominciato a chiedermi di cancellare il video. Ha raccontato. Mi sono rifiutato e a quel punto 3 di loro hanno cominciato a spintonarmi, insistendo perché il video fosse cancellato. Gli inquirenti puntano a risalire all'identità degli aggressori attraverso i circuiti di sorveglianza interna all'autogrill e le analisi delle targhe delle auto parcheggiate nell'area di sosta. L'UE intesa sui dazi non vincolante, cioè va come una levata di scudi, ma è stata comunque, fino a se non si è imposto di accordo, la levata di scudi è stata nanne sul contrario. Probabilmente io cambio l'articolo già pronto, in un senso, o il satiro, il calo delle esportazioni, regione per regione con i nuovi dazi. Questo calcolo sono fatto però a quella maniera, insomma, cioè una influenza immaginaria del soldato che poi sul mercato è stabilire chi è schippacata effettivamente soldato, come io non voglio difendere questo accordo, ma l'economia non funziona, dai, noi siamo matematica del tipo calcolativo in base a percentuale applicata che nessuna altra variante posta in conto. Cioè il problema è che nel caso romano in America costa su beni che pochi più chi lo paga. Allora
lo pacata chi è nel suo caso o chi lo compra. Tocca di lui, bisogna dire sul mercato, tocca dire sul tipo di clientela che sì, sul prodotto è unico e chi lo compra è pronto a lo pagare fino a su beni che pochenti in plus, oppure no? Dico su beni che pochenti, una parte si lo può caricare su intermediari, una parte sul rivenditore e una parte sul compratore, insomma, cioè non è nato che questo bene che procento influiti in uno bene che procento di minimatura dessa esportazione di suo caso. Non è il degaio che conta poi sono su soldi che si incassata. Quindi viene a scarno è da del sostegno, no? Cioè non tocca deludare sopra sul fatturato, sul sostegno, ma sopra della quantità vendita, ma sopra del suo fatturato incassato. Cioè si viene a battere una riduzione adesso chi me procento, però poi si incassa, sta aumentando su che procento, è chiaro che non va a capire una perdita. Tanto tu conto di tornare a vivere. Allora Londra riconoscerà la Palestina, speriamo in buono, e che sia intanto da riconoscere il diritto di questo popolo a essere meres, in dove sono, a avere una terra, a poter narrare, noi siamo a Palestina, noi siamo un governo che si narra da governo palestinese e potremmo scontare su mondo in canto palestinese. Certo, noi sardo, che pur di noi non lo può narrare, che siamo sardo, ma non, amo, non siamo il mero della terra, non siamo il mero della lingua, della storia, della scuola. È tutto, scuola, lingua, crea, tutto anzeno, insomma, noi siamo un popolo che è terra. Il governo di Netanyahu però pensa di occupare militarmente la stessa. È chiaro che il tente scusso, donzi imperialismo ergai, il possesso questa terra in modo tale da neanche la terra sua. E tutti in cui la guerra si muovono in cui. Guerra, Ucraina e Russia, calessa il problema. Il problema è la terra del Sud Donbass, chi si la collire, insomma, di la colle su Ucraina, di la colle su Russia. Tutto il resto è spapparanzolo, insomma. Questione, nato, che sta corso, al largo, eccetera, eccetera. Il problema è la terra del Sud Donbass. Chi è la colle? Di quale imperialismo? L'imperialismo minore dell'Ucraina o l'imperialismo umano della Russia? Bene, andiamo da innanzi tancamos ritenova de oie, scusate di essere spinto un po' in carico così vero del carattere forasa del suo normale, insomma. Bene, salutiamo da tutto, visti TV, noi abbiamo l'appuntamento torna a casa a Samatessi. Ora, tutto in buono.